Prima riunione a Palazzo d'Orleans dell'Osservatorio regionale per il trasporto aereo, l'organismo fortemente voluto dal presidente della regione Renato Schifani al fine di monitorare il traffico aereo da e per la Sicilia e contrastare l'aumento esorbitante delle tariffe aeree, specialmente nei periodi relativi all'alta stagione. Il tavolo riunisce tra gli altri i rappresentanti di ben 6 aeroporti siciliani, dell'ENAC, della Facoltà di Statistica dell'Università di Palermo, di Confconsumatori, con l'obiettivo di rendere più funzionali i servizi ai viaggiatori, contrastare il caro tariffe e monitorare il traffico aereo. All'incontro, presieduto dall'assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò, hanno partecipato Salvatore Ombre e Giovanni Amico nella qualità di presidente e rappresentante di AirJS, Natale Chippa, Francesco Randazzo, Giovanni Scalia, direttori generali e presidenti di GESAP, Giovanna Canduro e Daniele Casale, presidente dell'Avio SCA, Mariano Rodi, presidente dell'aeroporto di Pantelleria, i docenti di statistica dell'Università di Palermo, Massimo Attanasio, Filippa Bono, Carmelo Calì, rappresentanti di Confconsumatori, in collegamento da Roma, Sabrina Paris, direttore dell'ufficio statistiche di ENAC. Oggi si insedia formalmente l'osservatorio sul sistema aeroportuale regionale e naturalmente il primo punto all'ordine del giorno è il caro voli. Abbiamo avuto la possibilità di interloquire con i rappresentanti dei 6 aeroporti siciliani, con l'ENAC, con chi rappresenta anche i consumatori e soprattutto avremo anche una mano dall'Università di Palermo per capire e assemblare i dati statistici sui biglietti aerei. Abbiamo fatto sì che gli aeroporti fra di loro possano incominciare ad interagire, abbiamo già deciso di costituire una rete aeroportuale che è precursore naturalmente della creazione dei sistemi aeroportuali. Abbiamo l'obbligo di far viaggiare i 20 milioni di passeggeri che vanno e vengono dalla Sicilia a prezzi più ridotti.